che buone pratiche sta mettendo in campo Pantelleria per parlare di sostenibilità come scuola per tutta Italia? Pantelleria sicuramente è una piccola isola, un ambiente assolutamente complesso, no? Abbiamo un territorio in cui piove poco, in cui è difficile fare agricoltura, quindi sicuramente un laboratorio interessantissimo per la sperimentazione. Quindi stanno facendo anche dei lavori sull'utilizzo di prodotti che sono assolutamente rispettosi dell'ambiente, quindi la cosiddetta plastica della chimica verde, quella che viene prodotta partendo da sostanze vegetali e che quindi poi sono assolutamente biodegradabili. Attorno al paesaggio stiamo cercando di ricostruire un habitat naturale utilizzando prodotti naturali, senza l'utilizzo di glisofati e di disturbanti chimici, che credo che sia un po' alla base di un ragionamento che guarda una biodiversità e a un maggiore controllo delle produzioni e della qualità agroalimentare dell'isola e soprattutto del passito dell'isola di Pantelleria. Farà scuola Pantelleria? Fare a scuola, noi ci stiamo provando, riteniamo che possiamo essere una buona pratica da sperimentare in tutta Italia.